Dal momento dell'assegnazione del nuovo elicottero, l'attività operativa di volo si è intensificata molto in tutto il territorio del Comando Regionale Veneto. Ultimamente ci siamo dedicati soprattutto, al contrasto dell'illecita coltivazione di sostanze stupefacenti e proprio nella giornata di ieri abbiamo individuato una piantagione sull'isola di Sant'Erasmo. Era accuratamente occultata tra la fitta vegetazione, ma la visione dall'alto ha permesso all'equipaggio della 109 Nexus della sezione aerea della Guardia di Finanza di Venezia di scoprirla. Una volta a terra, i finanzieri hanno riscontrato che effettivamente su un terreno privato c'erano 20 piante di canapa in fase di maturazione alte fino a 3 metri. Questa segnalazione è stata inoltrata al reparto operativo aeronavale che ha inviato sul posto personale della stazione navale di Venezia. Questi hanno potuto intervenire con l'utilizzo delle unità navali ed individuare agevolmente l'area e le piante. Era stata avviata una piccola ma efficiente produzione di marijuana. Le piante infatti erano ben nascoste in una radura circondata da rovi e parzialmente coperta da grossi pezzi di cemento. Le indagini sono ancora in corso perché ovviamente non sempre è il diretto responsabile, quindi al momento i responsabili, l'attività di individuazione del responsabile è in corso. E mentre si cercano i responsabili per cui è stata effettuata una denuncia contro ignoti, le piante del peso complessivo di oltre 8 kg sono state sequestrate.